Come ho detto, e i ragazzi sono qui. Cena di gala per Katia Ricciarelli presso il ristorante Aldo Moro per presentare l'International Masterclass in corso di svolgimento in questi giorni a Montagnana e l'opera Elisir d'amore che animerà Piazza Vittorio Emanuele II venerdì 15 luglio. E questa sera con questa cena avremo modo di parlare con tutti i nostri sostenitori, ci saranno anche i ragazzi del corso e alcuni di essi insomma offriranno anche un po' di musica, quindi sarà una serata bellissima, divertente, piacevole. In questi giorni la celebre cantante lirica è ospite dell'Educandato San Benedetto di Montagnana per tenere le lezioni del suo master con i giovani allievi rigidamente selezionati in base alle loro qualità e all'impegno dimostrato. Oltre all'ottimo livello dei ragazzi siamo anche soddisfatti pienamente dell'accoglienza che ci hanno riservato qui a Montagnana. Nel convitto si sta benissimo, siamo coccolati. Il posto dove teniamo il corso è splendido. A dirigere l'opera Elisir d'amore in piazza Montagnana sarà il maestro Francesco Zingariello, ex allievo della Ricciarelli e ora tenore affermato. Il livello dei ragazzi è molto buono, siamo molto contenti, stiamo lavorando bene, c'è sempre tanto bisogno da parte delle aziende, degli enti di sostenere gli studi, di sostenere la formazione, di sostenere il percorso che questi ragazzi fanno, quindi credo sia una lodevole iniziativa che si inserisce bene nel programma generale di questo nostro master. Sabato sera ci sarà una consegna delle borse di studio offerte dal Consorzio del Prosciutto di Montagnana, dal SESA e dall'Associazione Lucco. Credi Veneto quest'anno ha sostenuto, a parte l'Accademia Musicale San Benedetto, ha sostenuto l'Accademia Internazionale Katia Ricciarelli. L'appuntamento per il pubblico amante dell'opera lirica è quindi per venerdì 15 con l'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti in piazza Montagnana.